Lo sciopero è confermato, ma Mh. siamo allo stesso tempo fiduciosi che l'incontro con il governo possa, come dire, far fare un passo indietro allo stesso rispetto alla riforma in atto. Aperti al dialogo, ma solo per chiedere al governo di ritirare la riforma sulla separazione delle carriere. Questo è l'obiettivo che si è data l'Associazione Nazionale Magistrati anche all'indomani dell'elezione del suo nuovo presidente Cesare Parodi, espressione della corrente magistratura indipendente di area centrodestra, ma che comunque si impegnerà nel prossimo incontro con Nordio per chiedere un dietrofront. Solo, eliminandola si può ritornare Mh. a una situazione in cui noi possiamo spiegare quali sono eventualmente le riforme che andrebbero fatte, perché nessuno dice che tutto va bene, Mh. ma dateci voce. Così il procuratore veneziano Ermindo Mammucci della medesima corrente, ospite sul ring di Ferdinando Avarino. Esclude Mammucci che PM e giudici possano influenzarsi a vicenda solo perché afferenti allo stesso gruppo, ma soprattutto avanza l'ipotesi pesante che aleggia tra i magistrati. Questa riforma, Mh. si ricordi, non sarà fine a se stessa. Il motivo per il quale questa riforma avviene, ovvero quella di separare il pubblico ministero dai giudici, è perché poi ci sarà successivamente un'ulteriore riforma, e questo lo dicono tutti i magistrati, che sottoporrà il pubblico Eccolo là. ministero all'esecutivo. Così come avviene in Francia, un'ipotesi caldeggiata nonostante il fermo diniego del ministro della giustizia Carlo Nordio. Perché le ho spiegato che i motivi che vengono addotti oggi a questa riforma non ci sono. Cioè, Certo, se voi chiaro. mi dite che la riforma viene fatta per evitare un trasferimento di funzioni, il trasferimento di funzioni non c'è. Se voi mi dite che questa riforma viene fatta perché si ha paura Che che una mandano a richiesta di archivio braccetto. non corrisponde alla realtà. Procuratore che nel corso della puntata ha esplicitato come sia distorta l'immagine della categoria. Non siamo una casta, ha detto, lavoriamo giorno e notte e anche i weekend per garantire una giustizia più veloce, manca però il personale amministrativo. Tu puoi anche avere una Ferrari, ma se poi non hai il personale, se non hai la benzina, quella Ferrari rimane in garage.